Bella raga, ciao a tutti dal comandone veneziano, siamo su MotoGP, siamo alle Mans ed è pole position comandiana, grande pole di veneziano. Sono molto soddisfatto di questa pole, Fioi terza stagionale e adesso il Fioi importante però è vincere. Dobbiamo assolutamente portare a casa la seconda vittoria stagionale e cominciare la nostra scalata. Perché avremo solo un anno alla Honda, quindi in un anno dobbiamo riuscire a vincere il titolo, se no si va in Yamaha anche senza titolo irridato. Andiamo raga, rock and roll. Vai raga, giro di ricognizione e andiamo. Signori, Gran Premio di Francia, l'altro anno vinto, voglio ripetermi anche quest'anno. Tanto ricordo Instagram comandiano, commenta _veneziano. Vai! Io ricordo tutto. Mamma come è partito il Magnifico. Come è partito il Magnifico, ragazzi, mi ha sverniciato proprio. Come solo si riprende la posizione. È pericolosa. È perfetto, adesso me ne voglio andare, fine. Il come se ne deve andare adesso in maniera splendida. Relax, come relax. Buono, buono, dai che devo vincere, dai che devo vincere. Devo riprendere il discorso con la vittoria. Interrotto bruscamente ad Austin. In Argentina e in Spagna. In gara tendo sempre ad avere un po' il braccino corto. Questa è una scelta che faccio molto meglio di solito, però ogni tanto la tensione, fai. Very good, come very good. Perfetto. Primo giro andato, ne restano due. Lorenzo secondo, Marquez terzo. Anche qualcuno mi scrive su Steam perché non l'ho chiuso su una app. Sono per gioco da play, mi scrivono su Steam. No, attenzione, Lorenzo ci prova e non posso ciavarmi questa gara, Mamma mia, qua ho rischiato veramente tanto. Dai che vogliamo la vittoria, la pretendiamo, la pretendiamo. Va! Ho dimenticato Steam acceso. Attenzione Lorenzo ancora, ma il Come chiude la porta. Gran sorpasso di Lorenzo. Dio santo, non ce ne va una. Mentre quando siamo campioni del mondo è così, sì. Quando siamo campioni del mondo è così la faccenda. Dopo la maledizione continua. Attenzione qua, forse vado lungo. No, gran sorpasso. Gran sorpasso del Kuma, attenzione Lorenzo ci prova. Sarà che tentano buttarlo giù perché qua vanno giù con niente. Questo è il fatto. Mamma mia. Ok, l'importante è non essere dietro alla fine del giro recro di Lorenzo. Che faccio i secondi giri di merda. No! Qua il Kuma ha rischiato tanto. Mamma che duello con Lorenzo. Duello epicus con il Magnifico. Però sto perdendo la prima posizione in maniera abbastanza grottesca. Duello epico con il Magnifico. Vediamo chi era meglio. Dio santo. Tra campione del mondo abbiamo sfiga. È già successo la prima volta. Un quarto posto nel mondiale, anche se è la terza in realtà, vabbè. Vuoi perdere. No, il Come forse esagera, devo rallentare di più.
Che non le andavo addosso, ragazzi. Il come ci prova, il come ci prova. È un'occasione, forse. Il come si butta, il come si butta. Cosa ha fatto il come? Ah, è larga, peccato. Dio santo. Vince Lorenzo, ma duello epico. Duello epico con Lorenzo, ma va a vincere il porco. Mentre i protagonisti della gara raggiungono Meno 12 da market, duello bellissimo, Rossetti, ci siamo tutti là. Dio santo, che sfiga. L'ultima curva era perfetta, ma purtroppo l'ho allargata perché sono andato comunque troppo veloce. a vincere la gara, ma ha ottenuto un ottimo secondo posto. Gli applausi del suo team sono veramente meritati. Vabbè, insomma. Altro secondo posto, Dio mio, dopo ho perso 2 vittorie a Austin e a Le Mans. Non va bene, Beppe, non va bene. Bravo, raga, dai. Adesso il prossimo tappone abbiamo. Che mi sembra, se non sbaglio, è Catalogna o Assen, oddio, piccolo panico come indiano, mi sembra Catalogna, però. Vediamo insieme. Che se Catalogna sarà l'ultima gara. Ah no, che coglionazzo, prima c'è il Gran Premio d'Italia, è vero, quindi vai di Mugello. Nel prossimo video, raga, un saluto dal comandone veneziano. Ciao!